di male tramite visioni mistiche. Le statistiche dicono che ci sono dottori, avvocati incravattati, ma nessuno che sia bravo nelle materie umanistiche. Portami via, ormai l'odio contagia tutti come una malattia. Una fila di persone cadute in depressione che raccontano la loro vita sul lettino in psichiatria. Non chiedo molto, ignorare ogni stronzo che mi giudica dal volto, cercare ogni responso riguardante il mio trascorso, raggiungere ogni sogno che mi estranea dal mio mondo, vivere ogni giorno fino all'ultimo secondo, ricevere conforto nel momento del bisogno. E adesso guardami un secondo, voglio solo amore, beh forse chiedo troppo. Grazie a Dio, il mondo è mio e meno gestisco io. My beautiful world. Grazie a Dio, il mondo è mio e meno gestisco io. Mio e di nessun altro. Ho provato a cambiare il passato, ho provato a capire cosa ci fosse di sbagliato. Forse tutto, forse niente. Ultimamente mi chiedo se fare del bene si consideri peccato. Ti ho dedicato milioni di pagine guardando quell'immagine sbiadita dalle lacrime. Sappi che non è facile ripartire da zero con un cuore nero, freddo come l'Antartide. Certe cose non me le spiego, nulla rimpiango né rinego, ma spesso annego nei pensieri e profondo come Atlantide. E tu non andartene dal mondo in cui vivi, la strada è piena di bivi e non sai se sopravvivi. Uccidi i tuoi mostri e raggiungi i tuoi obiettivi, e ricorda che i sogni non fruttano se non li coltivi. Ma ti posso assicurare per esperienza personale che 21 grammi d'anima pesano più di 50 kg. Grazie a Dio, il mondo è mio e meno gestisco io. My beautiful world. Grazie a Dio, il mondo è mio e meno gestisco io. Mio e di nessun altro. My beautiful world. Mio e di nessun altro. My beautiful world.